Beh, lo Spallanzani ha promosso, tra virgolette, quello che il dottor Rigoli e tutti i microbiologi del Veneto, ma su spinta forte della Regione Veneto, di portare, ecco, avanti questo test rapido, questo test veloce. Una validazione da parte del laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, partita su richiesta del Ministero della Salute e della stessa Regione Veneto, dei test rapidi antigenici per il Covid-19 che si stanno effettuando presso gli scali romani di Fiumicino e Ciampino e presso gli ospedali pubblici Idravin del Veneto. Passo che rappresenta una svolta in termini di efficacia e rapidità, che parte proprio dal lavoro dell'equipe trevigiana del dottor Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso, che ha espresso in una nota l'infinita soddisfazione per il risultato del lavoro serio di una squadra di professionisti che non si sono tirati indietro di fronte all'emergenza e che ha dimostrato, continua la nota, come il Veneto sia stato sempre all'altezza sia per la diagnostica che per l'organizzazione. Ma ad essere interessati dall'attività di screening a partire da oggi sono i potenziali 18.000 insegnanti e personale ATA che hanno aderito e aderiranno su base volontaria a sottoporsi al test rapido prima della ripartenza scolastica. Dovrebbe essere obbligatorio secondo me, comunque poi ognuno la pensa a modo suo, però è un lavoro a rischio anche il nostro. Siamo a contatti con tanti bambini, con tanti ragazzi ed è giusto tutelare loro e tutelare noi stessi. È un diritto dovere, è una questione di senso civico. Lavoriamo con i bimbi e quindi è giusto tutelarli. Sono favorevolissimo, stiamo in coda e va bene così. E proprio per gestire territorialmente al meglio i flussi, oltre ai 4 punti di accesso diretto, al Caffoncello di Treviso, all'ospedale di Oderso, al distretto di Conegliano e in modalità drive-in all'ospedale di Castelfranco, si pensa ad altri spazi. Chiederemo ai sindaci in particolare di mettere a disposizione delle palestrine comunali dove i medici di famiglia potrebbero fare loro i test insieme aiutati e coadiuvati dai nostri infermieri. Autodichiarazione alla mano che attesti l'appartenenza alle categorie scolastiche interessate e via ai test rapidi che si svolgeranno anche martedì 25 agosto e dal 31 agosto al 6 settembre.